È partito anche da Palermo il corteo di solidarietà per Nino Di Matteo, il PM che segue il processo sulla trattativa Stato-mafia, minacciato di morte dalle cosche. La manifestazione con raduno a Piazza Croci si è diretta verso il Palazzo di Giustizia. Circa 2000 manifestanti, tra cui il sindaco Leo Luca Orlando, alcuni consiglieri comunali, istituti scolastici come il Mele e l'Umberto, le associazioni Agende Rosse e Scorta Civica e Nino Agostino, padre di una vittima. Tanti gli striscioni a sostegno del magistrato, siamo tutti Nino Di Matteo, fuori la mafia dello Stato, Di Matteo non camminerai mai solo. La città di Palermo ha il diritto dovere di essere presente, da cui vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro di solidarietà a 360 gradi. Chiediamo ai ministri dell'interno e della giustizia che facciano tutto il necessario per garantire la sicurezza di Di Matteo e degli altri magistrati, ha detto il sindaco Leo Luca Orlando. Chiediamo con forza che si scoprano tutti i soggetti di quella ignobile trattativa senza scampoli e senza sconti e che venga accertata la verità sulle stragi. È per questo motivo che il Comune di Palermo si è costituito parte civile in questo processo. Alla manifestazione promossa da Scorta Civica e Agende Rosse sono presenti tra gli altri anche il deputato regionale Fabrizio Ferranderi, le associazioni Ampia, Dio Pizzo, Libero Futuro e tanti studenti di diversi licei del capoluogo. Fuori la mafia dallo Stato e siamo tutti Nino Di Matteo sono gli slogan più scanditi dai manifestanti. Che non è solo questo. Non è solo e siamo qui per dimostrarlo. Solidarietà, sostegno, invito a continuare in questa lotta perché è la lotta dello Stato sano contro lo Stato malato. Un sit-in per mostrare tutta la solidarietà del popolo siciliano per un giudice Di Matteo che la mafia ha già condannato in pratica. Sì, esattamente, diciamo che questo sit-in nasce a livello nazionale oggi ed è stato proposto dal movimento dell'Agende Rosse di Palermo perché sono giunte notizie stampa riportate dal Fatto Quotidiano, dalla Repubblica e da altri quotidiani di carattere nazionale che parlavano di fondi attendibili, oltretutto sono dichiarazioni fatte dagli inquirenti, di fondi attendibili che parlano dell'arrivo già del tritolo a Palermo per fare saltare in aria il giudice Di Matteo. Noi abbiamo inteso partecipare come gruppo dirigente a questa iniziativa perché vogliamo sostenere il giudice e vogliamo che si eviti il ripetersi di un Borsellino bis oppure di un Valcone bis, il che sarebbe ad oggi una cosa non accettabile da parte di chi ha coscienza civile, di chi è con le istituzioni. E chiediamo anche, come gruppo dirigente lo stiamo un attimino chiedendo, l'abbiamo fatto in qualche comunicato, che le scorte di questo magistrato, dei magistrati del pool, dell'attuale pool di Palermo che si occupa del processo sulla trattativa Stato-mafia, vengano dotati di uno strumento tecnologico che credo che si chiami bombe jammer, che è uno strumento che capace di interrompere le onde radio a distanza per eventuali impulsi che possono essere dati a delle bombe o delle cariche di tritolo. Questo certamente non è determinante, non è esaustivo per poter garantire l'assoluta integrità di queste persone che attualmente sono in prima linea, però certamente può ridurre di molto il rischio. Siamo qua per solidarietà nei confronti di questo magistrato che speriamo che le istituzioni riescano ad aiutarlo a fare bene il suo lavoro, ma soprattutto a non fargli correre il rischio.